In questo momento mi trovo all'Hotel Parco dei Principi a Roma, non so quando posterò questo video, però alle 2:30 di questa notte sono stato aggredito dal signor Conor McGregor, sì, proprio quel famosissimo Conor McGregor che mi ha tirato un pugno in bocca, come vedete mi ha spaccato il labbro sopra, sotto, probabilmente mi ha spaccato il naso, mi è uscito del sangue, adesso mi sono pulito. Mi ha aggredito all'Hotel St. Regis, di fronte tra l'altro a 10 miei testimoni, più i suoi amici, ovviamente le sue copiose guardie del corpo. Mi ha aggredito senza motivazione, visto che abbiamo parlato per più di 2 ore e ci siamo anche divertiti insieme. Potevo starmene zitto e non dire niente a nessuno, però siccome mi è andata bene, come vedete sono qua che vi sto raccontando questa cosa, pensate Conor McGregor che tira un pugno a una persona che non è assolutissimamente un fighter, che cosa può succedere? Fortunatamente mi è andata bene, però quella persona è veramente una persona violenta e pericolosa. Ho preso un pugno per niente, quindi questo pugno poteva andare benissimo a mia moglie che era lì con me, a altre ragazze, mie amiche che erano lì con me, a altri miei amici, e vi assicuro che poteva andare molto molto peggio. Quindi ho deciso di denunciare Conor McGregor perché è una persona veramente veramente violenta e pericolosa. State molto attenti.